Di De Gasperi mi piace ricordare una frase che è esattamente questa, se non ricordo male, che un politico pensa alle prossime elezioni, uno statista alle prossime generazioni. E credo che mai come in questo momento si senta davvero il bisogno di avere persone di questo spessore, di questa qualità, della qualità dei citati Kohl o piuttosto che Schröder. Però voglio anche ricordare che Kohl, dopo aver preso una decisione coraggiosa e per tanti versi impopolare come quella dell'unificazione della Germania, è stato mandato a casa. Ma di questo credo oggi ci sia bisogno. E se io un anno fa ero qua come firmataria del manifesto di fondazione di Verso Nord, ero qua proprio perché convinta che quel manifesto cominciasse a dire le cose impopolari che serve siano dette, cominciasse a mettere davvero il dito dove stanno le piaghe, dove stanno i problemi veri di questo paese, problemi che non sono stati affrontati, che sono stati sempre rinviati, preferendo traccheggiare, preferendo in qualche modo galleggiare, preferendo l'uovo oggi piuttosto che la gallina domani, per la paura della perdita del consenso, perché oramai, ce ne rendiamo conto tutti, lo leggiamo tutti i giorni, i nostri politici lavorano e scelgono e prendono le decisioni sulla base dei sondaggi. Che cosa dicono i sondaggi? Questo orientamento, allora questa è l'onda che viene seguita. Beh, il presidente della nostra regione, il presidente del Veneto, Luca Zaia, dopo aver raccolto da un sondaggio che il 75% dei veneti avrebbe votato 4 sì ai referendum, ha detto: io voterò sì perché il 75% dei veneti ha detto che voterà sì. Se questo è il modo di governare, se questa è la linea guida di chi ci deve governare, io mi domando chi governa allora e chi detta la linea, se sono gli umori, no? Se sono le emotività o se sono effettivamente le scelte che vanno fatte nel momento in cui oramai è improrogabile scegliere. Lo vediamo a livello locale, io lo posso testimoniare come sindaco di una città come Castelfranco Veneto, 10 anni, dal 2000 al 2010, sempre più difficili, con le autonomie locali sempre meno autonome, sempre più compresse, sempre più eterodirette, proprio da un centralismo che ha tolto ai governi locali la capacità, ma anche l'entusiasmo della progettualità, che ha messo tutti a fare ordinaria amministrazione. Fra poco carte d'identità si faranno nei comuni, non più progetti, e l'allarme che leggiamo oramai quotidianamente sui giornali su un'economia impicchiata nasce anche dal fatto che le opere pubbliche, i lavori pubblici, quel motore che in qualche maniera muoveva il 30% di quel tipo di economia con interventi a livello locale di amministrazioni locali, comunali, provinciali e regionali, praticamente si è fermato. Chiudo con un fatto, perché credo che a questo punto sia opportuno essere brevi. C'è stato un concorso rivolto ai ragazzi della scuola primaria e secondaria in occasione del 25 aprile, un concorso che era una tradizione nella nostra città. E siccome siamo nel 150esimo dell'Unità d'Italia, a proposito, ho visto Torino imbandierata 2 settimane fa, è bellissima e mi sono sentita orgogliosa di essere italiana, e allora con tanti auguri insomma anche a questa bella e grande città. Allora sti ragazzi, interrogati sul valore, no, dell'Italia unita, sul bello e sul buono dell'Italia, hanno cercato di rappresentarla come la rappresentano i ragazzi. Mi ha fatto veramente impressione una serie di
di cartelloni, di poster, nei quali veniva rappresentata l'Italia buona e quella cattiva. Allora l'Italia buona era quella degli eroi del nostro risorgimento, l'Italia buona era quella dei nostri artisti, era quella del paesaggio, era quella del buon cibo. E l'Italia cattiva qual era? Sì, era quella della malavita, era quella dell'inquinamento, ma c'erano anche ritagliati bene e incollati i nostri rappresentanti politici, i rappresentanti dei nostri partiti. Allora io credo che qua bisogna cambiare, bisogna radicalmente cambiare, perché se il male del paese sono diventati i partiti e delle persone che li rappresentano, vuol dire che stiamo dando e abbiamo dato e stiamo dando dei messaggi assolutamente negativi, soprattutto alle nuove generazioni. I ragazzi riportano nei disegni quello che sentono anche a casa, però non l'avrebbero fatto, non avrebbero dato questa rappresentazione dell'Italia. E c'erano tutti, da Bossi a Berlusconi a Bersani, a tutti i partiti politici dentro a questa rappresentazione dell'Italia cattiva, quella della malavita, dell'inquinamento, della politica. Allora ci vuole un cambio di passo. E Verso Nord ha lanciato già un anno fa questo messaggio, ha lanciato un messaggio alle persone che ancora credono che si possa lanciare questa sfida per la buona politica, per la politica con la P maiuscola, per quella che significa ancora spirito di servizio, servire il paese, servire le istituzioni e non servirsi delle istituzioni. La rappresentazione che abbiamo dato, soprattutto ai nostri giovani, è di una politica conflittuale, di una politica fatta anche di corruzione, anche di malgoverno, con rappresentanti che non rappresentano degnamente questo paese, che è ancora un paese grande e forte. Io mi auguro che il progetto di Verso Nord trovi nel prosieguo ancora davvero tante persone che ancora accettano questa sfida. Ce ne sono, siamo cresciuti in questo anno, lavoriamo per continuare a crescere, proprio perché ci sia un movimento di opinione, ci sia la convinzione, che si diffonda la convinzione nel paese che si può andare oltre, che si può superare, che c'è ancora gente seria che ha voglia di rimboccarsi le maniche, di lavorare con senso del dovere davvero per questo nostro grande e bel paese. Grazie.